irresistibile. E allora dai, iniziamo a prepararle. Iniziamo proprio dal ragù. Ci servirà un soffritto di carota, cipolla e sedano che dovremo soffriggere con dell'olio extravergine d'oliva all'interno di una pentola ben capiente. Facciamo stufare qualche minuto e aggiungiamo una foglia di alloro e a questo punto possiamo versare la carne di vitello macinata. Continuiamo a mescolare con un cucchiaio così da iniziare la cottura della carne. Solo a quel punto possiamo sfumare con il vino rosso e facendo andare a fiamma alta facciamo evaporare completamente. Aggiustiamo ora con del sale e se lo gradite anche con del pepe nero macinato nelle quantità che preferite e continuiamo aggiungendo una nota di profumo pazzesca con della noce moscata. Mescoliamo ancora con il cucchiaio e a questo punto possiamo rimuovere la foglia di alloro ed aggiungere invece il concentrato di pomodoro. Mescoliamo ancora sempre con il cucchiaio di legno per un paio di minuti e a questo punto versiamo la passata di pomodoro. Mescoliamo ancora e non ci resta che coprire con il coperchio e far proseguire la cottura per circa 10 minuti. Adesso aggiungiamo l'altro ingrediente tipico del ragù alla siciliana, i pisellini. Li versiamo direttamente all'interno della pentola, mescoliamo e facciamo andare ancora con il coperchio a fiamma bassa fino a quando il nostro ragù sarà ben denso ed asciutto, proprio così. Possiamo quindi versarlo all'interno di una ciotola dove lo faremo freddare completamente. Una volta freddo lo riporremo in frigo per circa 2-3 ore prima dell'uso. E ora ci dedichiamo al riso, versiamo all'interno di una pentola ben capiente l'acqua, successivamente il burro che possiamo lasciare anche in tocchetti più grandi, tanto dovremo scioglierlo completamente, il dado, in questo caso il dado vegetale fatto in casa di cui trovate la ricetta su tuorlorosso.it, il sale nella quantità che preferite e una bustina di zafferano che donerà al nostro riso il suo tipico colorito giallo. Facciamo andare ora a fiamma media mescolando con un cucchiaio e nel giro di pochi minuti il burro si scioglierà completamente. Dedichiamocelo al riso, in questo caso del riso Roma. Ci servirà infatti un riso piccolo e bianco che ha un alto contenuto di amide e sarà quindi perfetto per preparare le nostre arancine. Quando il composto arriva a bollore versiamo il riso, mescoliamo e attendiamo che il composto riprenda il bollore. A quel punto mescoliamo una seconda volta e quando l'acqua sarà stata assorbita completamente dal riso. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Il nostro riso lo versiamo quindi su una teglia, livelliamo con il dorso di un cucchiaio e facciamo freddare completamente. Ora siamo pronti per passare alla formazione delle nostre arancine. Ci bagniamo le mani con dell'acqua, prendiamo una prima manciata di riso, la appiattiamo sul palmo della mano creando una conca che accoglierà il nostro ragù. Lo versiamo quindi al centro, prendiamo dell'altro riso e racchiudiamo al centro della nostra arancina il ragù dando la tipica forma sferica dell'arancina alla carne. Continuiamo quindi compattando con le mani fino a quando avremo ottenuto una forma perfetta. Guardate qua che meraviglia! Disponiamo quindi su una teglia e continuiamo quindi in questo modo fino a quando le avremo formate tutte. Ora ci dedichiamo alla lega, versiamo all'interno di una ciotola l'acqua e incorporiamo quindi la farina 00. La aggiungeremo in più riprese mescolando con una frusta. In questo modo romperemo il risultato che dobbiamo ottenere. Riprendiamo ora le nostre arancine, le versiamo nella lega, facciamo colare quelle in eccesso e via nel pangrattato. Dovremo cercare di cospargerle in maniera omogenea così da avere un risultato proprio perfetto. Una volta pronte non ci resta che tuffarle nell'olio di semi ben caldo. Le dare una doratura omogenea, a quel punto le scoliamo e le passiamo su un foglio di carta assorbente. Le facciamo intiepidire giusto qualche minuto e le nostre arancine alla carne sono pronte da portare a tavola. Resistere davvero impossibile, da provare. Come sempre partiamo da tutti gli ingredienti necessari, ma vi ricordo che trovate questa ricetta ed anche la versione al burro all'interno del mio libro o sul mio sito tuorlorosso.it.